5, Lima 1, passo. Ricevuto. Linea 6, Eco, passo. Ricevuto. Linea 7, Charlie, passo. Ricevuto, per me inizio movimento, passo. Stato qui Marte, ricevuto. Gladiator 03 Trinity. Trinity, Gladiator 03. Gladiator 03 Trinity, you will be unsupported. Marte, qui le 110, passo. Marte, qui le 110, passo. E 110 qui Marte, passo. Marte, qui le 110, interrogativo, se sei pronto a ricevere il MIF, passo. Leone 110 qui Marte, affermativo, passo. Marte, qui Leone 110, Mike, Machine Gun Fire, segue numerico 1130, passo. Qui Marte regolare, Charlie, numerico 180, Mike, passo. Qui Marte ricevuto. Marte, qui Leone 110, passo. Leone 110 qui Marte, passo. E Leone 110 già è attiva e pulita, passo. Leone 110 qui Marte ricevuto. Da te in 5 primi, passo. Pegaso qui Marte, passo. Marte da Pegaso, contatto visivo con Leone 1-0, lo rilevo scavalcando alla sua destra e gli copro lo sgancio con il fuoco dei 25 mm, passo. Pegaso qui Marte, ricevuto. Allora, fumogeno al centro della ZAI speditiva, l'elicottero sentite già il rumore classico che fra un po' atterrerà per permettere l'esfiltrazione del ferito e invece più ancora sul margine destro del dispositivo, direzione d'attacco, abbiamo la Quick Reaction Force che ormai è pronta ad ingaggiare in maniera risolutiva quello che dovrebbe restare dell'avversario a questo punto. Il plotone fucilieri della TSU interno del carco ovviamente attende con impazienza di voler essere rilevato perché da solo evidentemente non ce la farebbe mai. In questo momento stanno intercorrendo le comunicazioni tra il JTAC e l'elicottero, perché ricordo che è l'unico assetto che ha le capacità di poter linkarsi, di poter avere il collegamento con tutti gli assetti aerei che si trovano a supporto delle unità in difficoltà sul terreno. Quindi ne gestisce la direzione di provenienza, tempi di atterraggio e poi quindi a seguito del decollo l'uscita dalla zona d'operazione. Questa è un'attività che durerebbe pochi minuti. Il teatro operativo esiste la cosiddetta Golden Hour, che non è altro che un'area all'interno della quale si reputa che l'elicottero, che il medevac possa operare partendo dalla base e in un'ora possa partire, prelevare il ferito dall'area d'attacco e riportarlo indietro per poterlo poi dargli le cure e portarlo a Roll 2 dove esistono delle strumentazioni particolari con cui possa un ospedale dove possa essere stabilizzato e quindi curato. Siamo in sicurezza, l'elicottero sta lasciando la zona, la ZAE. A questo punto la componente Genio si predispone per rientrare, deve lasciare quanto più rapidamente possibile l'area interessata e nello stesso tempo invece il plotone di VPM Freccia, queste sono le comunicazioni, ecco qua, stanno in questo momento rilevando il plotone di post protection e qui comincia la fase più delicata, cioè quella dell'assalto vero e proprio, la componente nuda e cruda di fanteria, quella che permette al nemico di essere ingaggiato e eliminato.
Marte, ingaggiato obiettivo con armi di bordo, probabile gruppo di insurgenzi in movimento, continua ad avanzare, passo.